Qua siamo all'incrocio con il fatidico ponte sul Brenta che da 3 giorni praticamente sta creando veramente tantissimo disagio. D'altra parte i lavori vanno fatti. Qua abbiamo Marco Dolfin, il consigliere regionale della Lega presente. Marco, togliti pure la mascherina, tanto siamo distanti. Anche voce alta perché c'è il traffico. Grazie. Ciao. Sappiamo che tu ti sei attivato molto su questo problema. Sì, ho fatto la segnalazione anche adesso a livello regionale perché penso e credo che insomma ci sia qualcosa da rivedere sia nell'organizzazione del cantiere stesso, perché il semaforo solo non basta, perché qualcuno fa il furbo e dunque qualche automobilista passa anche con rosso, dunque ci vorrebbero durante il giorno anche la possibilità della presenza del moviere e magari anche un aumento di cartellonistica, perché su certi incroci, specialmente quelli della rotonda del Clodì che portano su sulla statale, manca una segnaletica che dia indicazioni ben precise sul cantiere in essere. La cosa che non si mette certamente in discussione è il fatto del cantiere di per sé, perché comunque sono lavori che devono essere fatti, anche se si stanno prodigando in maniera molto in là con il tempo, perché se ricordiamo solo circa 2 anni fa che questi lavori avrebbero dovuto trovare seguito. Ma al netto della gestione dei lavori e tutto il resto, io dico che siamo veramente a una cosa altamente assurda e tragicomica, perché se leggendo i giornali questa mattina vediamo anche altri sindaci, Cavarzeri piuttosto che di Adria, che si oppongono un po' al transito, tra l'altro su strade che non sono neanche di loro competenza, perché stiamo parlando di strade regionali o strade provinciali o solo su piccoli tratti comunali, dunque essere, diciamo così, un po' miopi sulla cercare di aiutare anche chi in questo momento qua si trova in grossa difficoltà su questa parte di territorio della provincia sud, insomma mi lascia un po' perplesso. Tra l'altro e dunque invitando anche Anna stessa a tenere oscurati quei famosi cartelloni che non obbligano l'automobilista a transitare su quelle altre strade, ma semplicemente danno un'indicazione di alternative. Un suggerimento. Ecco, un suggerimento. Io trovo veramente assurdo non dare la possibilità a chi transita su una statale non avere informazioni che arrivati a questo chilometro si trova un cantiere. Ecco, io trovo anche gli estremi, anche oltre a richiamare ANAS, perché a questo punto mi dà la sensazione insomma che si è succubi di qualche amministrazione, ma al tempo stesso sarà mio compito adesso richiamare anche l'attenzione, oltre all'amministrazione comunale, in sinergia anche la prefettura, perché qua siamo di fronte alla situazione oltre di sicurezza anche di ordine pubblico, perché non possono esserci 3-4 chilometri sia direzione nord e sud sia direzione sud-nord in questo, soltanto per un cantiere di circa, quanto sarà? Di circa 30 metri, 40 metri, 50 metri di viabilità. Ripeto, nessuno mette in discussione i lavori, ben vengano anche i lavori durante l'orario notturno, ciò non toglie però che una gestione diversificata, e vediamo anche le difficoltà che ci sono dei mezzi di soccorso che si ritrovano a dover operare proprio in questo istante, stanno transitando, dunque qua ce ne va anche della sicurezza e della salute pubblica dei cittadini in un momento di grossa difficoltà come quella del Covid, dove che le amministrazioni comunali dovrebbero avere anche maggiore più interesse di collaborare tra esse, invece vedo l'ostilità da parte di alcune amministrazioni che si guardano più il loro territorio e non pensano invece a una strategia molto più ampia. Sicuramente qualcuno ha sbagliato a monte, non ha condiviso le scelte quando andavano fatte, c'era del tempo e su questo implico anche una responsabilità dell'amministrazione di Chioggia, su questo, perché la gestione, sappiamo bene, come dicevo prima, è da 2 anni che si sapevano di questi lavori e non possiamo arrivare all'ultimo minuto, trovarci impreparati all'inizio appunto di cantiere, e meno male che siamo in zona rossa. Se tanto mi dà tanto, non posso pensare quando arriveremo in zona, me lo auguro quanto prima, in zona arancione o in zona gialla, o chissà, magari che il cibo della man di buona anche in zona bianca. Se tanto mi dà tanto, non penso che questa sia la soluzione del caso.